tra automobilisti finisce con un 24enne investito dall'auto in fuga. Il giovane in ospedale con lesioni alle gambe è caduto nella notte a Castelfranco. Indagano i carabinieri. Il giallo della morte del ristoratore di Cimadolmo Maurizio Bassetto. Parla l'amico di una vita, era un grande, dice, era pieno di vita, non credo all'ipotesi del suicidio. Atto vandalico la scorsa notte a San Biagio di Callalta, olio motore contro le tende e le vetrine di un ortofrutta in pieno centro, il responsabile immortalato dalle telecamere. Etilometro, drug test, unità cinofile, task force di controlli sulle strade a Ferragosto, il comandante dei vigili Andrea Gallo, autovelox importanti, la velocità è tra le prime cause di incidenti. Furto nella notte alla sagra di San Cipriano di Roncade, rubati 1.000 euro in monetine, gli organizzatori, questo non ci fermerà, il volontariato è più forte. Vietato fare foto in negozio, il cartello appeso tra le scatole da scarpe dello storico negozio Pupin di Borgo Mazzini. Il titolare i clienti provano, fotografano i codici e comprano sul web. Turismo di Ferragosto al di sotto delle aspettative in città e sulle colline del Prosecco. Per il presidente di Ascom Treviso Federico Capraro dati inferiori al pre-Covid. Buonasera e buona domenica, ben ritrovati con l'informazione di Antenna 3, edizione di Treviso, e apriamo con un'ampia pagina di cronaca, ad iniziare con quanto accaduto la scorsa notte a Castelfranco. Una lite tra automobilisti finisce con un 24enne investito da un'auto in fuga. Si cerca il responsabile, il ragazzo è stato ricoverato con lesioni alle gambe, indagano i carabinieri. Investito da un automobilista con il quale aveva appena avuto una discussione per futili motivi legati ad una questione stradale. Vittima un 24enne di Castelfranco, soccorso dai sanitari del SUEM e trasportato all'ospedale dove gli sono state riscontrate diverse lesioni alle gambe, giudicate guaribili in una ventina di giorni. Il fatto è accaduto la scorsa notte intorno alle 4:40 in via Pagnana a Castelfranco. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri intervenuti sul posto, il 24enne si trovava a bordo di un'auto insieme a due amici quando è sopraggiunta da dietro la seconda vettura che non avrebbe rispettato la distanza di sicurezza dall'auto dei ragazzi. A quel punto i tre hanno fermato la macchina e sono scesi sferrando un pugno contro il vetro del mezzo, mandandolo in frantumi. Di fronte a quel gesto l'uomo al volante, forse spaventato, ha ingranato la marcia per allontanarsi, investendo però il 24enne, lasciandolo a terra ferito. Sul posto, oltre ai medici del 118, sono intervenuti anche i carabinieri ora al lavoro per identificare l'automobilista responsabile dell'investimento e per ricostruire tutti i dettagli della vicenda. Torniamo a parlare della morte di Maurizio Bassetto, ristoratore di Cimadolmo. Continuano le indagini dei carabinieri per chiarire i contorni di una vicenda ancora con molti punti oscuri. Intanto chi lo conosce bene non crede al gesto estremo. Lei che cosa pensa dell'ipotesi del gesto estremo? Personalmente no. Era pieno di vita, no, questo sicuramente no. Non so, ripeto, sarà la giustizia a fare luce su questo, però personalmente non credo in questa versione. Graziano Dall'Acqua, presidente del consorzio Proloco Piave Montello, conosceva da una vita Maurizio Bassetto e non crede all'ipotesi del gesto estremo dietro alla morte del ristoratore ottantenne di Cimadolmo, ritrovato senza vita all'alba di ieri nella concimaia a poche decine di metri dal locale, in avanzato stato di decomposizione. Un dettaglio questo che, spiega Dall'Acqua, fa ancora più male. Personalmente fa male due volte perché mi sembra strano che nessuno sia andato a trovarlo prima. Dall'Acqua spera che venga fatta quanto prima luce sulla morte dell'amico perché possa trovare pace. Le indagini dei carabinieri continuano, non è ancora stata fissata la data dell'autopsia che potrà dare risposta agli interrogativi ancora aperti. Quando il corpo di Bassetto è stato recuperato, addosso gli sono stati trovati un coltello e un rasoio compatibili con le ferite riscontrate ad un primo esame dal medico legale e che, stando all'ipotesi iniziale, potrebbe essersi inferto da solo. Nessuna pista però al momento viene esclusa, dal suicidio alla morte violenta. Stamattina sul luogo della tragedia regna un silenzio surreale, non ci sono fiori, solo il nastro posto dagli investigatori. Nel piazzale del ristorante compaiono i pavoni di Maurizio, si muovono come a cercare chi non potrà più tornare. Dall'Acqua ricorda con grande emozione il Maurizio imprenditore, amico, impegnato nel volontariato. Nel 1990 era iniziata la loro collaborazione nell'organizzazione di eventi. Un grande.
Un cuore così non si trova più. Oltre ad essere un pioniere su tutta la sua attività e la lungimiranza che aveva nelle attività, un cuore, un aiuto così per quanto riguarda le manifestazioni e darci una mano, difficilmente si trova un'altra persona così. L'ultima volta che si erano visti un mese fa, quando dall'Acqua era stato insignito dell'onorificenza al merito della Repubblica Italiana. Mi ha detto vieni qua, senza sapere il perché, e mi ha detto dobbiamo brindare e per brindare dobbiamo vederci, e così è stato fatto, insomma. Scusate sempre i miei sbuffi, ma l'emozione è forte quando parliamo di Maurizio e comunque, ripeto, un pioniere per quanto riguarda l'imprenditoria e un grande per quanto riguarda il cuore e l'animo anche per il volontariato. Tensione alla casa circondariale di Sant'Abona a Treviso. Il sindacato di polizia penitenziaria SAP ha denunciato una situazione sempre più critica all'interno dell'istituto penitenziario, dove nell'ultima settimana si sono verificati 2 distinti episodi di violenza. Nel primo, un detenuto tossicodipendente ha dato in escandescenza in infermieria mettendo a soqquadro l'intera stanza, per poi creare scompiglio anche al primo piano, dichiarando di aver ingerito del vetro. Nel secondo episodio, un altro detenuto ha sferrato 2 pugni in volto ad un collega mentre lo stavano accompagnando ad un momento di socialità. Chiediamo, scrive in una nota Donato Capece, segretario generale del sindacato autonomo Polizia Penitenziaria, l'immediata applicazione dell'articolo 14 bis dell'ordinamento penitenziario, che prevede restrizioni adatte a contenere soggetti violenti e pericolosi. Sarebbe opportuno, continua, adottare al più presto la Polizia Penitenziaria del TASE o comunque di altro strumento utile a difendersi dalla violenza. Olio motore contro le vetrine e le tende di un ortofrutta in pieno centro a San Biagio di Callalta. L'episodio nella notte e il responsabile immortalato dalle telecamere di videosorveglianza, indagano i carabinieri. Ci hanno buttato dell'olio motore dappertutto, qua era tutto pieno, venendo giù c'era olio anche qua. Per la titolare di questo negozio di frutta e verdure in pieno centro a San Biagio di Callalta, a 2 passi dal municipio, è difficile parlare, la voce rotta dall'emozione, mentre le lacrime le rigano il viso. Solo stamattina ha saputo dell'atto vandalico ai danni della sua attività messo a segno nella notte, intorno alle 3:15. Ad avvertirla il gestore del bar di fronte, che ha recuperato le latte di olio motore gettate dalla responsabile nel suo bidone dei rifiuti. Così si presentava l'attività, le vetrine e le tende completamente imbrattate dal lubrificante. Sull'episodio indagano i carabinieri, che hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza delle attività vicine. Si vede la persona che... Una persona? Sì, che va a buttare via le bottiglie e poi viene inquadrato. Potrebbe dunque avere le ore contate il responsabile, che sarebbe una persona conosciuta. L'uomo avrebbe tentato di pulirsi prima di fuggire, come indica l'impronta di una mano lasciata su questo cartello. Intanto stamattina, anche con l'aiuto di diversi amici e colleghi, la titolare ha ripulito le vetrine del negozio, chiuso proprio da oggi per ferie, vacanze rovinate da questo episodio inquietante. Dovevamo partire per le vacanze. Facciamo 3 giorni. Ferragosto blindato nelle strade della Marca, in campo carabinieri e polizia. A Treviso la polizia locale ha predisposto un potenziamento con unità cinofile e drug test. Il comandante Andrea Gallo è intervenuto anche sulle polemiche di questi giorni legate agli autovelox. Etilometri, drug test, unità cinofile, pronto il piano di controlli sulle strade per il Ferragosto trevigiano, ad annunciarlo il comandante della polizia locale Andrea Gallo, un servizio predisposto su disposizione del Ministero dell'Interno per tutte le forze dell'ordine. Polizia locale impegnata dall'inizio dell'estate anche nei cosiddetti pattuglioni, servizi di controllo che iniziano alle 23 e finiscono alle 5 del mattino. Voglio anche ricordare che i controlli sulla velocità non avvengono solo su superstrade, autostrade o strade extraurbane come la tangenziale ad esempio di Treviso, ma spesso sono gli stessi residenti che chiedono al comando di polizia locale di effettuare dei controlli mirati sulla velocità attraverso il telelaser, quindi attraverso sistemi che sono cosiddetti mobili, perché spesso ci sono veicoli che su strade residenziali dove circolano anziani, bambini e quindi utenti cosiddetti deboli o vulnerabili, sfrecciano non rispettando quelli che sono i limiti di 50 km/h.
E tra le richieste che il Comando Trevigiano riceve proprio dai cittadini ci sono anche quelle di installare dissuasori di velocità o autovelox, proprio come quelli contro cui si sta scatenando in queste ore nel Padovano una vera e propria disobbedienza civile. Non dobbiamo dimenticare che la velocità, secondo i dati Istat del 2022, è la terza causa degli incidenti stradali che creano spesso feriti e morti sulle strade. E sulla polemica se servano o meno a fare cassa ai comuni, il comandante ricorda che i proventi delle multe degli autovelox devono avere una precisa destinazione. Perché il codice della strada vincola il 100% di tutte le sanzioni che vengono pagate e introitate dai comuni per destinazioni ben precise, che possono essere il miglioramento delle strade, il miglioramento della segnaletica, il miglioramento di buone pratiche, come ad esempio il fare e sviluppare progetti all'interno delle scuole, quindi anche in fase di educazione stradale. Furto la scorsa notte alla sagra di San Cipriano di Roncade, rubati 1.000 euro. Questo non ci fermerà, il volontariato è molto più forte, dicono gli organizzatori. È brutto venire al mattino e vedere che qualcuno è entrato dove tanti volontari hanno lavorato per tante ore gratuitamente e scoprire di essere stati derubati di poche monetine. È il gesto che fa male, perché si va a incidere dove ci sono volontari che stanno lavorando. Il blitz dei ladri la scorsa notte nello stand della Sagra dell'Assunta San Cipriano di Roncade, con un piede di porco poi ritrovato nel giardino dell'oratorio dove i malviventi hanno tentato di entrare per poi fuggire. Una volta scattato l'allarme hanno forzato questa porta e si sono diretti nel retro dove sono allestite le culcine. Qui hanno rubato le monetine per un valore di 1.000 euro, un trapano abitatore e le chiavi che aprivano tutti i lucchetti della Sagra. Per cui stamattina, anziché aprire perché la gente potesse venire, potesse accedere, abbiamo dovuto dedicare la mattinata intera a sostituire tutti i cilindretti e tutti i lucchetti. I malviventi non hanno invece prestato attenzione ai premi, alcuni anche di valore, della pesca di beneficenza. Una volta scoperto questa mattina il furto, sono stati avvertiti i carabinieri giunti sul posto per un sopralluogo. Gli organizzatori sono stati costretti a cancellare, come indicano questi cartelli, il programma della mattinata. Era solamente previsto per la gente il poter accedere alla pesca di beneficenza, mangiare la trippa, perché c'è la tradizione della trippa al mattino. Ecco, abbiamo sospeso questo proprio per dei rilievi. Un episodio che fa male, visto il lavoro dei volontari per allestire la storica sagra. Non guardano in faccia a niente, non hanno rispetto neanche per queste cose. Questo veramente ti lascia dentro un grande dispiacere, perché veramente la comunità si sta dando da fare. Insomma, qui dietro che lavorano ci sono 60-70 persone che ci mettono veramente tanto tempo a dedicare per questa finalità. Secondo il presidente della Proloco è stato un colpo messo a segno da professionisti. Qualcuno che è interessato a fare i giri delle sagre, perché in questo periodo sagre ce ne sono abbastanza in zona. Secondo me sono anche delle bande organizzate che sanno dove colpire. Da noi hanno forzato 4 porte. Da qui un messaggio agli organizzatori delle tante sagre in programma in questi giorni. Stiamo attenti, alziamo la guardia perché effettivamente è pericoloso. Qualcosa però i ladri hanno lasciato prima di fuggire ed è quello che dà ora ancora più forza per ripartire. Ci hanno lasciato 4 centesimi, ma comunque non importa, 4 centesimi per noi vuol dire tanto. Noi abbiamo voglia di ripartire, queste cose non ci fermano, non ci fermeranno. Il volontariato va oltre queste cose. Edili della Marca al lavoro per gestire i danni che il maltempo ha creato a case, scuole e aziende. Le domande di risarcimento in tutta la Marca ammontano a 13.000 euro. Purtroppo il 30% dei cittadini non è assicurato. Lo stress è alto, noi questo periodo ce lo teniamo sempre perché gli operai o gli addetti ai lavori possano ricongiungersi alle famiglie e riposarsi un po'. Purtroppo quest'anno è diverso, abbiamo ridotto, molti miei colleghi hanno ridotto. Per gli edili agosto è un mese di ferie, salire sui tetti con il caldo può anche essere pericoloso. Quest'anno nella Marca però andrà diversamente. Le imprese locali del gruppo stanno facendo sforzi enormi per intervenire su tetti di case e capannoni distrutti dal maltempo che ha colpito l'intera area della Pedemontana. Servono attrezzature e personale. Se gli interventi dei vigili del fuoco sono stati oltre 450, ora tocca ai professionisti artigiani intervenire. Anche per reperire il materiale si è attivata una task force importante. I grossi rivenditori stanno facendo gli extra, hanno posticipato le ferie
per poter far arrivare i materiali in questa zona. Sì, si stanno aiutando tra province, cioè arrivano i materiali anche da fuori regione. Secondo il presidente del gruppo edili, circa il 70% tra famiglie e imprese in cui si sta operando si è assicurato, ma un buon 30% dovrà pagare di tasca propria coperture e serramenti. Chi ha fatto le impermeabilizzazioni, ha fatto l'isolamento della propria casa, è stato attento anche ad assicurarla. Altri magari che non hanno avuto, non ci hanno pensato, oppure non capitano mai eventi del genere come quello che è successo il mese scorso, non ha ritenuto necessario, però in questo momento è molto utile. In questi giorni si lavora spesso per tamponare situazioni che altrimenti, a fronte di un nuovo fenomeno atmosferico importante, potrebbero diventare insanabili. Un simile evento così invasivo questa volta non si era visto, cioè non ho memoria. Come stanno andando questi giorni che precedono la settimana di Ferragosto a Treviso dal punto di vista turistico? Abbiamo cercato di monitorare la situazione guardando gli ultimi check-in del servizio depositi bagagli che dalla stazione di Treviso si è trasferito in via Cadorna. Sono circa 20-30 bagagli al giorno, quindi vuol dire 20-30 turisti ipotetici al giorno. Chiuso il deposito bagagli della stazione di Treviso, il servizio passa in viale Cadorna, dove ha sede l'attività dell'ex presidente di Veneto Imprese Unite Andrea Penso Aiello. Un servizio che mancava in città e che nell'ultima settimana, quella di Ferragosto, sta registrando numeri da record solo per il deposito valigie. Presenze turistiche che stanno riempiendo la città e non solo, un turismo che spende. Giugno-luglio era un po' più tranquillo, li vedevi in giro che mangiavano, però mangiavano nelle piazze col panino preso al supermercato. Invece adesso per fortuna stanno spendendo all'interno dei locali. Dal 31 luglio, dal lunedì, è scoppiato il turismo, è scoppiata la stagione e sono 10 giorni che stiamo correndo. Numeri che stanno spingendo a potenziare il personale, anche qui la ricerca continua. A mancare sono i lavoratori qualificati. Stiamo cercando personale ormai come tutti, ormai da anni. Qualcuno per la stagione l'abbiamo finalmente trovato e questo ci ha aiutato sicuramente quest'anno, però poi da settembre qualcuno di qualificato per avere un lavoro continuativo è difficile, soprattutto appunto qualificato è difficile. In questo momento stanno arrivando curriculum, sono tanti ragazzini delle scuole che per settembre ricominciano a studiare, quindi appunto manca un po' quella figura professionale che abbiamo probabilmente perso durante il periodo del Covid. Eppure per la categoria la stagione turistica non sta andando secondo le previsioni. I ponti di primavera avevano fatto presagire altri numeri, la conferma arriva dal presidente di Ascom Treviso, Capraro. Il Ferragosto a Treviso, dal punto di vista turistico, segna un andamento leggermente peggiore di quelle che erano le previsioni. Ferragosto al di sotto delle aspettative. Le previsioni per luglio e agosto erano positive anche grazie al traino della primavera. I ponti tra aprile e maggio avevano dato un'impennata al settore che i mesi di luglio e agosto hanno però disatteso. Lo confermano i dati di Ascom Confcommercio. C'è un segno negativo rispetto agli andamenti per Covid e rispetto appunto alle previsioni. Mancano alcuni mercati, in particolare manca il mercato interno, manca il mercato italiano. È presto il momento per fare delle analisi, per capire quali sono le ragioni, se è dovuto al caro vita, appunto al caro spesa che c'è, o se è dovuto al fatto che alcune mete sono oggi più facilmente raggiungibili rispetto agli anni precedenti. Un discorso che vale per la città come per le colline del Prosecco. A fare la differenza quest'anno però il servizio di trasporto per le destinazioni di Conegliano, Vidor, Susegana e Valdobbiadene, realizzato grazie all'accordo tra Ferrovie dello Stato e MOM per spingere il turismo delle colline UNESCO. Un bel segnale è arrivato dal Prosecco Is Link, senza entrare nelle polemiche di questi giorni, è il servizio che gli operatori turisti delle colline del Prosecco aspettavano da anni. È assolutamente un servizio importante che crescerà negli anni e dovrà essere comunicato in primis dagli operatori. Vietato fare foto all'interno del negozio. Da diverso tempo Giancarlo Puppin, storico commerciante del centro e consigliere Ascom, ha fatto questa scelta che potrebbe presto essere replicata anche da molti suoi colleghi.
La scelta del cartello è dovuta al fatto che spesso e volentieri la gente fotografa i codici degli articoli per dopo andarli a trovare al minor prezzo possibile in internet. Giancarlo Pupin gestisce lo storico negozio Pupin Calzature a Borgo Mazzini come suo padre e suo nonno prima di lui, e in anni di lavoro spiega di essersi dovuto tutelare da chi entra in negozio, prova il prodotto per poi fare l'acquisto su internet perché magari più conveniente. Lei li ha visti fotografare i codici? Sì, assolutamente, appena ci giriamo fotografa anche se c'è il cartello, anche se gli viene detto. Non è questo il problema, oppure anche c'è gente spudorata che si mette a guardare direttamente sul telefonino l'articolo stesso. Internet che bypassa i costi di magazzino e così, chiarisce Giancarlo, fa risparmiare al cliente un buon 20%, anche se l'equazione non vale per tutti i tipi di prodotto. Per contrastare il fenomeno web, l'arma dei negozianti restano servizio e professionalità, oltre alle promozioni. Un caffè al banco ha un costo, seduti ne ha un altro, giustamente la gente intelligente capisce questo, noi diamo un servizio, proponiamo, facciamo provare le calzature e il cliente esce direttamente col prodotto perfetto sul piede. Invece in internet si ha sempre il rischio che la cosa non va bene. Consigliere Ascom, Giancarlo Pupin è stato il primo in città ad esporre il cartello sui prodotti, ad oggi però assicura non è l'unico. Ci fermiamo per la pubblicità, tra poco. Rieccoci in diretta, prima estate nel post pandemia, libera, senza vincoli e protezioni nelle case di riposo, dove per Ferragosto per gli ospiti è in programma la festa del gelato e per alcuni il concerto a Madonna Granda. Finalmente è finito il Covid. Ha finito il Covid e ho finito a pensare anche alle robe di casa mia che erano molteplici. È emozionante. Finalmente sembra quasi che abbiamo tutti voglia un po' di dimenticare quello che è stato e quindi le persone entrano, escono e noi abbiamo la fortuna come residenze di non avere grandi orari, grandi limitazioni. Un'estate la prima senza limiti, il Covid sembra ormai un ricordo lontano. Gli anziani di Casa Salce Borgo Mazzini entrano ed escono al chiuso e all'aperto, le visite dei familiari sono aperte e sarà un Ferragosto pieno di iniziative, tra la festa del gelato organizzata per lunedì 15 alla possibilità per alcuni ospiti di seguire il concerto di Ferragosto organizzato nella chiesa di Madonna Granda. Sul fronte del personale finalmente le difficoltà sembrano essersi appianate, almeno per le 4 residenze dove sono accolti 850 anziani. Ciò è stato possibile anche grazie al grande sforzo degli ultimi mesi, contatti con l'estero e collaborazione con le scuole professionali del territorio. Un altro lavoro che stiamo facendo è proprio quello di collaborare strettamente con le scuole, ad esempio l'Istituto BES di Treviso, con cui accogliamo le tirocinanti e abbiamo delle tirocinanti che ad esempio proprio ieri sono tornate da noi come volontarie per dare supporto agli anziani. Quindi è una questione di motivare le persone, spiegare la ricchezza, perché tantissimi dicono io non pensavo che la vita all'interno di una residenza per anziani fosse così ricca. Ad ottobre tornerà come ogni anno il convegno del titolo 50 sfumature di cura. Il tema centrale sarà proprio quello del personale. Una camminata sulle risorgive del Botteniga per aiutare Roberto e la sua famiglia. Il 10 settembre è stata organizzata dall'associazione Botteniga San Pelaio. Parla il presidente Roberto Bruniera. Aveva lanciato un appello, prima sui social, poi su Antenna 3. Nicoletta Marchi, moglie di Roberto Mistrazzoso, mamma di 2 figli. Coraggiosamente ha aperto una raccolta fondi per sostenere la riabilitazione e le cure del marito che un incidente stradale ha reso tetraplegico. A quell'appello in tanti hanno risposto, tra questi anche l'associazione Botteniga San Pelaio, che ogni anno in settembre organizza una camminata sulle risorgive del Botteniga per coinvolgere la comunità e raccogliere fondi per sostenere un progetto di solidarietà. Lo scorso anno hanno scelto di aiutare l'AIL, questa volta i soldi raccolti saranno destinati alla famiglia di Nicoletta e Roberto. Avere il marito con 2 bambini a carico mi ha commosso tantissimo. Io l'appello che faccio è che tantissima gente si presenti, insomma, per aiutare questa famiglia. Per far conoscere questi splendidi percorsi che hanno un valore storico millenario, diciamo.
E oltre a questo si unisce la cosa più importante, che è aiutare un papà che ha dei bambini di 5-7 anni, che è in una situazione non ottima perché è paraplegico a causa di un incidente, e quindi c'è una speranza di donare. Sul dépliant i palloncini con la scritta Forza Roberto. Una comunità intera domenica 10 settembre si ritroverà a camminare fianco a fianco per fare il tifo per lui. Partenza alle 9.45 via Gramsci per un percorso di 5 km con punti di ristoro. L'associazione, nata 11 anni fa, organizza eventi da anni per coinvolgere il quartiere, ma questa volta lo scopo è oltrepassare i confini di San Pelaio. E ci stiamo muovendo per cercare di riuscire a fare qualcosa che mi auguro ci riesca, e tutti insieme, un contributo per uno, si riesce a fare qualcosa di grande. Anche dopo la pandemia, che siamo stati fermi 2 anni, vedo che la gente ha bisogno di stare assieme. Le amministrazioni comunali di Ponte di Piave e di Castellania Coppi hanno sottoscritto il patto d'amicizia che sancisce il profondo legame che le accomuna, ovvero il ricordo di Fausto Coppi. Le due amministrazioni, rispettivamente con 2 delibere dei consigli comunali, hanno provato ad unanimità di voti un patto di amicizia in ricordo del campione. Ponte di Piave è particolarmente legata al mondo del ciclismo, ne è testimonianza il monumento dedicato al campionissimo e realizzato grazie alla passione di Luigi Tempestini e Armando Vidotto della contrada di Calderba. Emozionante la presenza di Angelo Fausto, il figlio di Coppi, ormai di casa al Tempio del Ciclista, che ancora una volta ha voluto presenziare alle iniziative promosse dall'amministrazione comunale in ricordo dell'amato padre. Estate, tempo di vacanze ed escursioni che 40 anni fa erano decisamente diverse da oggi, più alla ricerca di mete esotiche e meno a contatto con la natura, al punto che molti non conoscevano ad esempio le bellezze del Monte Grappa e delle sue malghe. Allora, con il consueto servizio storico della domenica torniamo a 37 anni fa e vediamo il servizio realizzato allora da Tino Giacomini, che abbiamo ritrovato nelle teche dei telegiornali di Antena 3. È una scena idilliaca, la poesia della montagna, il fascino dei prati, il contatto con il cielo, è proprio il caso di dirlo. Immagini che ben si adattano al clima di questi giorni, clima di vacanza, di ricerca, di riposo. Anche noi siamo andati alla scoperta di questi angoli caratteristici e sconosciuti da proporre agli ascoltatori. Non parliamo del turismo dei VIP, di Cortina, delle località snob, ma del turismo alla portata di tutti e soprattutto a 4 passi da casa nostra. Qui ci troviamo a poco più di un'ora di strada da Treviso. Siamo partiti da Cavaso, abbiamo preso la strada del Monte Tomba e siamo entrati lungo l'itinerario delle malghe, da Malga Archeset, dove si produce il caratteristico e squisito formaggio Morlac, di cui parleremo in un prossimo servizio, a Malga Archeson di Arduino Bolzan, come leggiamo nella guida curata dalla comunità montana del Grappa. Ed eccolo qua il malgaro, l'uomo che sembrava scomparso, ucciso dalla tecnologia, dalla grande illusione del progresso, della fabbrica, che non è stata capace, come dirà lo stesso pastore, di fabbricare il latte. E qui, come tanti altri montanari sparsi nelle malghe del massiccio del Grappa, dall'inizio di giugno, quando ancora c'era la neve su queste meravigliose vallate. Ha preso le sue mucche, una 50, ed è salito fin quassù con il suo figlioccio di 13 anni. Per settimane e settimane ripeterà gesti e riti di generazioni di malgari, rimasti sempre uguali da quando l'uomo ha scoperto la pastorizia. Per noi è poesia, per loro è fatica dura. Certo che è difficile, come si dice, si può dire che guardando bene al basso si dice che si va in montagna all'alpeggio, però in parola giusta sarebbe alpeggio, non all'alpeggio. Il turista guarda, fotografa, si diverte, ammira, forse non sa che dietro questo volto c'è la storia di una generazione delusa, quella degli agricoltori, dei pastori, che per anni sono stati snobbati dal progresso, dalla cultura, dai politici. Lei che cosa ne pensa di questo abbandono della montagna? Penso che sia un po' tutto, cioè l'opinione pubblica che non ha appoggiato tanto, cioè trascurare un po' l'agricoltura, che l'agricoltura penso che oggi come oggi sia sempre in primo piano, perché tutto viene dall'agricoltura, insomma, cioè è un'opera produttiva, che questo bisogna dirlo ben presente, e non resta mai seguita, cioè purtroppo una gran parte dell'opinione pubblica si è accorto oggi che quelle fabbriche intendeva far vedere invece che so che fa vedere.
È tutto per questa edizione, vi lascio come sempre le previsioni del tempo, grazie per averci seguito e ancora buona domenica. Portaci gli oggetti, i mobili, i vestiti che non usi più. Da noi, guadagni. Ex novo mercatino dell'usato. Aperto 7 giorni su 7, via Vicenza 23, Vede Lago. Bentrovati a un nuovo aggiornamento meteo. Caldo e afa in aumento per la settimana di Ferragosto con bel tempo. Vediamo il dettaglio di lunedì 14. Sul Veneto ampio soleggiamento, cielo limpido e sgombro da nubi. Non sono attese piogge particolarmente degne di nota. Le temperature saranno in ulteriore lieve locale aumento, minime tra 18 e 22 gradi, massime sui 30-34 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso tanto sole ovunque, il cielo sarà sereno o al massimo velato e non sono previste precipitazioni. Temperature minime tra 17 e 22 gradi, massime sui 30-32 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove dominerà ancora il sole con contenuta diminuzione della probabilità di temporali rispetto al giorno precedente. Temperature minime intorno ai 20-21 gradi, massime sui 34-35 all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto. Arrivederci. Portaci gli oggetti, i mobili, i vestiti che non usi più. Da noi, guadagni. Ex novo mercatino dell'usato. Aperto 7 giorni su 7, via Vicenza 23, Vede Lago.